Bentornati e bentrovati a Storie. Giungiamo alla fine di un percorso che ci ha attraversato, che ci ha accompagnato lungo questi 15 giorni, queste 15 puntate che ci hanno fatto un po' da cornice, da sfondo, dentro un tema interessantissimo che è quello della lirica monodica. La lirica monodica è quella lirica, quella poesia che si canta grazie all'ausilio di uno strumento a corde. I protagonisti della lirica monodica sono storicamente tre. Ce ne sono molti di più, ma questi sono quelli più significativi: Alceo, Saffo e Anacreonte. Ed è proprio Anacreonte la figura che ci ha incuriosito di più. Lui che vive lontano dal VII secolo, vive tra il 540 e il 520 nel suo massimo fulgore. Lui che in qualche modo deve fare i conti con la potenza persiana che comincia a farsi avanti e comincia a diventare un problema per il mondo greco. Lui dice al mondo contemporaneo: ritrovate equilibrio. Lui diventa un cantore non di una comunità politica, ma per una comunità politica. Lui diventa cantore per i tiranni, lui va alla corte dei tiranni e ai tiranni, queste figure che venivano chiamate delle città nei momenti di difficoltà per riportare ordine, ai tiranni dice: quando riportate ordine fatevi garanti dell'equilibrio. E per farvi garanti dell'equilibrio custodite due cose. E qui è la lezione di Anacreonte. Dice: per essere persone equilibrate custodite il distacco dalle cose, non vi fate mai coinvolgere troppo emotivamente, ma anche l'autoironia. Non vi fate mai coinvolgere troppo intellettualmente. Cercate di rimanere distaccati dalle cose, cercate di rimanere distaccati da voi stessi, cercate di avere un atteggiamento equilibrato verso di voi e così lo avrete verso la società, verso il mondo. E questo è un po' il punto sintetico, il punto finale di tutto il cammino fatto sulla lirica monodica. Una lirica che cercava di, dentro le varie vicende umane, cercava di rimanere umana, di rimanere genuina, di rimanere autentica. Alceo aveva il bisogno di questa autenticità. Saffo faceva diventare questa autenticità relazione affettiva, relazione amorosa, addirittura con le ragazze che le erano affidate per qualche tempo, che da lei crescevano in questo centro culturale di primo livello per tutto il mondo contemporaneo. Ecco, Anacreonte dice: se volete continuare ad avere quest'umanità, siete distaccati verso le cose e siete capaci di ironia. È una lezione antica, ma è una lezione sempre nuova. Ed è questa lezione che ci portiamo dietro alla fine di questo lungo, lungo itinerario sulla lirica monodica. Adesso si apre una stagione nuova per la lirica, si apre una stagione nuova per la poesia. È il momento di cantare tutti insieme, di cantare nelle occasioni ufficiali. È il momento di riconoscersi come popolo, come cittadini. È il momento di un grande cambiamento. Arrivano i persiani e il mondo greco deve compattarsi, deve avere un'unica voce, deve avere un'unica possibilità di affrontare il nemico che avanza. Questo faranno i protagonisti della lirica corale, questo racconteremo qui, sempre noi, sempre a Storie.